Bene, io sono Filippo Savio, ho fatto per circa 36 anni, ho lavorato nelle risorse umane, ho fatto l'HR manager in tre fondamentalmente diverse multinazionali. Da circa 5 anni faccio il consulente su tante cose, insomma. La formazione, quando ero nell'HR e in particolare adesso è una delle mie passioni, e sono membro di AIF e adesso faccio anche parte del direttivo del Piemonte. Per quanto riguarda il sentiero, credo che sia uno degli elementi principali. Per esempio nel libro Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che è il libro fondamentale sugli aspetti della qualità, racconta un percorso, un viaggio in motocicletta. E quindi l'idea del viaggio e quindi del processo è sicuramente un elemento fondamentale nella vita economica delle aziende piuttosto che dei paesi, e anche per quanto riguarda l'aspetto della formazione. Ho appena sentito l'ultima presentazione dove c'era un esempio di sentiero. Una preparazione prima del momento di formazione, il momento della formazione e poi, un test al fondo, quindi che è un'idea proprio di un percorso. La consapevolezza di nuovo è un elemento assolutamente importante. Nel fare le varie cose è importante avere la consapevolezza. Troppo spesso oggi noi abbiamo persone che fanno comunque delle cose, magari fanno anche degli errori, e la consapevolezza di aver fatto l'errore nasce soltanto dopo. E quindi il fatto di essere consapevoli delle cose che faccio, consapevoli dell'importanza, consapevoli delle cose che dico, mi sembra un elemento assolutamente importante. L'alleanza credo che sia uno degli elementi principali di qualunque tipo di attività. Non per niente anche nelle grandi religioni l'aspetto dell'alleanza è fondamentale. C'è nella religione ebraica, in quella cristiana, c'è nell'Islam, e quindi è attraverso l'alleanza tra elementi diversi che si costruiscono le grandi società, le grandi idee, che si dà forma alle grandi idee, quindi è fondamentale. In questi giorni stavo facendo una formazione sul lavoro, sul team working, e avevo preso come frase quella che dice che da soli si va veloci mentre insieme si va molto più lontani, e per andare insieme ci vuole alleanza.